Quarta giornata di ritorno nel girone B di Serie C femminile. Il Padova in casa ospita la Voluntas Osio per ritrovare una vittoria che manca dall'inizio del 2019. Le biancoscudate però sono reduci dal preziosissimo e molto prestigioso pareggio in casa della Permac Vittorio Veneto e dopo 8 minuti della sfida in via Vermigli passano in vantaggio in maniera forse anche un po' fortunosa ma meritata con questo calcio di punizione dalla tre quarti di Claudia Saggion, che non trova nessuna posizione e si insacca alle spalle del portiere. Reagisce subito però la Voluntas Osio e ha subito l'occasionissima per pareggiare al 16° minuto. C'è questo fallo di Gastaldello su Riva. Per l'arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Bonacina, ma è bravissima Elena Orlando a intuire la direzione e a respingere così. Grandissima parata del numero 1 biancoscudato, che però si deve arrendere al 24° minuto. Ancora un gol su una punizione da distante, questa volta è Lacchini a trovare il pareggio al 24°, ma il Padova non demorde al cospetto della terza forza del campionato. Le biancoscudate giocano un'ottima partita e qua vanno vicine ancora al vantaggio con questo palo di Carli. 42° minuto, Ponte non è in fuorigioco, è tutta sola ma spreca così l'occasione del 2-1 per il Padova, e così Padova che deve soffrire nei minuti finali del primo tempo. Ancora strepitosa Elena Orlando a parare questo tiro di Volonterio. Poi siamo già nel recupero, si accende una mischia incredibile nell'area biancoscudata. Alla fine con un po' di fortuna riesce a salvarsi la formazione di Murru. Secondo tempo ancora a Padova con Nicoletto che riceve così da Carli, Selve Catuzzo, il sinistro di Arianna Catuzzo, e c'è il gol del Padova dopo 10 minuti del secondo tempo a coronamento di una bellissima azione. Torna al gol Arianna Catuzzo con questo bel sinistro da fuori area, e Padova quindi che si riporta in vantaggio 2-1 contro la Voluntas Osio, che però subito l'occasionissima per pareggiare. Qua però spreca una punizione a 2 in area Cosma, e quindi ancora il Padova al 67° si fa vedere ancora con una bella azione palla a terra. Carli fa sfilare per Nicoletto che trova il gol dopo l'assist per Catuzzo. Gioia personale per Giorgia Nicoletto con questo bel destro che si infila a fil di palo, e alla fine è un trionfo per il Padova. Qua Ponte lavora un bellissimo pallone, cerca il tiro, la sfera arriva a Nicoletto ed è proprio la sua giornata perché infila così la doppietta. Giorgia Nicoletto nel secondo tempo un assist e 2 gol. Padova che sovrasta così la Voluntas Osio per 4-1, una grandissima vittoria, quelle delle biancoscudate che possono festeggiare anche il raggiungimento della 9ª posizione in classifica e si preparano nel migliore dei modi al derby della settimana prossima in casa del Vicenza.